conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Ben ritrovati amici di LCN Warm Up, siamo qui nel nostro studio perché è di nuovo giorno di vigilia in Casa Lecco. Domani sabato si scende in campo contro la Pro Patria, quindi un'altra partita da affrontare nel migliore dei modi, anche perché purtroppo il Lecco arriva da un'altra sconfitta, la seconda consecutiva in casa con il Renate, lo ricorderete 2-0 venerdì scorso, una partita che ha lasciato tanto fastidio, tanta amarezza. Lo stesso tecnico Baldini ha parlato di una sofferenza che per lui stesso è durata anche più del previsto, perché è stata appunto una sconfitta bruciante, fastidiosa contro tra l'altro il grande ex Luciano Foschi, una partita quindi che il Lecco cercherà di lasciarsi subito alle spalle, anche se lo diciamo subito perché è inutile nascondersi, arriva la partita di domani la squadra bluceleste in enorme difficoltà, in grande emergenza proprio dal punto di vista numerico, perché si sono aggiunte ulteriori defezioni a una squadra che già ne aveva alcune all'attivo. Quindi per domani non ci sarà nemmeno Furlan, Jacopo Furlan, il portiere. Questa è l'ultima notizia proprio della giornata di vigilia, perché ha accusato un problema che Baldini ha detto di non aver mai visto in 35 anni di carriera, un problema al muscolo pettorale, quindi un infortunio che solitamente capita più ai pallavolisti che ai calciatori, ma evidentemente questa volta è toccato proprio al portiere bluceleste, che starà fermo per un po' di tempo, ancora non ben definito, si parla diciamo di 3 settimane probabilmente. Ma certo è che domani non ci sarà, così come non ci sarà nemmeno Frigerio, che ha avuto un ulteriore problema fisico dopo la lussazione alla spalla, e non ci sarà nemmeno Di Gesù, quindi tante defezioni una dietro l'altra. Quantomeno si sono recuperati Lepore e Beghetto, anche se andrà capito se poi saranno a disposizione dal primo minuto, e poi nel frattempo in settimana l'altra notizia è quella dell'arrivo di un difensore. Ne avevamo parlato, sapevamo che il Lecco sarebbe intervenuto sul mercato, perché senza Marrone sarebbe stato difficile arrivare fino al mercato di gennaio, e quindi il difensore scelto dalla famiglia Liberti, dalla dirigenza bluceleste, è stato Jean-Claude Billong, giocatore che si è già visto molto in Italia, ha già giocato anche in Serie B, quindi in categorie superiori, e che è arrivato a Lecco, almeno a parole, in maniera molto determinata, con tanta voglia. Baldini ha detto di aver trovato un giocatore determinato appunto sotto l'aspetto mentale, con tanta voglia di giocare, uno di quei giocatori che secondo il mister serviva a questa squadra proprio perché può portare tanta esperienza, tanto temperamento, e che ha detto che si è già fatto sentire molto in allenamento. Il problema è che anche lui non sarà disponibile per la partita di domani, o meglio potrebbe essere convocato ma non è ancora pronto al 100%, e da questo punto di vista Baldini ha tirato un sospiro di sollievo in realtà, perché ha ritrovato almeno Battistini, che a sua volta aveva avuto un problema fisico in settimana, quindi tanti problemi e problemini, quindi varie difficoltà per Baldini, che quindi arriva a questa partita con scelte quasi obbligate. Da non escludere tra l'altro la possibilità di vedere dal primo minuto Gunduz, ne parleremo poi anche nel corso della trasmissione, quindi tanti temi. Baldini sa di appunto dover affrontare la partita comunque al meglio, perché le sconfitte consecutive comunque sono 2, si è parlato comunque di una mini crisi in Casa Lecco ed è il momento di riscattarsi. Tra l'altro sa che con la Pro Patria sarà una partita importante anche dal punto di vista ambientale, perché stiamo parlando di una sfida storica tra le due squadre, e che dal punto di vista tattico andrà affrontata forse in maniera anche simile a quella che è stata affrontata poi con il Renate, perché le squadre in fondo non giocano in maniera così diversa. Vi faccio sentire a questo proposito un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa per farvi capire come Baldini e il suo staff stanno preparando la partita. Non può la nostra squadra, a prescindere da chi vada in campo, perdere più duelli degli avversari, perché perdere più duelli vuol dire l'80% delle volte perdere. E in più dobbiamo essere più cinici sotto porta, perché abbiamo sbagliato veramente tanto. La Pro Patria
farà il gioco che ha provato a fare il Renate contro di noi, nel senso che mi aspetto che noi facciamo la partita, loro sono molto bravi a ripartire. L'ultima partita hanno giocato con Beretta davanti, che voi conoscete, insieme a Terrani, che io conosco molto bene perché l'ho allenato alla Lucchese al Trento, molto bravi a ripartire in contropiede. L'ultima partita l'ho vista e si sono ritirati contro la Clodiense per poi sfruttare le occasioni in contropiede. Un'altra cosa che dobbiamo diminuire sicuramente sono i passaggi sbagliati a metà campo, perché poi ci giocano su questo. Quindi determinazione al massimo per la partita di domani e poi meno errori sotto porta e meno errori di costruzione. Lecco va a giocare in casa della Propatria, che a differenza dei blucelesti sta attraversando un momento positivo. Sono ben 4 infatti i risultati utili consecutivi per la squadra di Riccardo Colombo, che arriva tra l'altro da una vittoria, la prima stagionale contro la Clodiense, 2-1 il risultato finale, e che prima però era riuscita anche a fermare il Padova, la capolista Padova sull'1-1, quindi appunto un momento che sorride, un momento positivo. Tra l'altro non si registrano nemmeno grossi problemi dal punto di vista dell'infermeria al momento almeno, anzi tra l'altro non è da escludere il recupero last minute di Alcibiade, quindi un difensore esperto che però non necessariamente poi scenderà in campo dal primo minuto. La Propatria in ogni caso resta a -4 dal Lecco, quindi in un momento positivo. Vedremo se poi saprà cavalcare l'onda o meno, poi sentiremo anche le parole in conferenza stampa del tecnico, ma prima di arrivare a questo punto vi propongo ora un contributo di un doppio ex della gara, doppio ex di qualche anno fa, quindi non del recentissimo passato, ma che di partite, di sfide tra Lecco e Propatria ne ha vissute davvero tante. Tra l'altro mi ha ricordato di citare anche tra i giocatori che non ha nominato per diciamo un errore, una dimenticanza, Roberto Santi, un altro che appunto queste partite le ha vissute insieme a lui negli anni. Quindi vi faccio ora sentire Gigi Sartirana, che ci presenterà dal suo punto di vista la sfida di domani tra Propatria e Lecco. Buongiorno a tutti. Per me commentare il derby Propatria-Lecco è come riaprire il cuore da emozioni incredibili e belle esperienze, vita vissuta bene. La Propatria per me rappresenta la casa, rappresenta la mia crescita personale. Abbiamo vinto un campionato per andare in Serie C. Ho tanti bei ricordi di quei tifosi, come ho tanti bei ricordi dei tifosi del Lecco, perché per me Lecco rappresenta una città che mi ha fatto star bene, una bellissima città, una tifoseria veramente stupenda. E il primo contratto da professionista fatto con il presidentissimo Mario Ceppi, e un campionato favoloso con compagni di squadra tipo Volpi, Pozzoli, Pota, Giavardi, Magnocavallo, Ratti, Bonini, Marchi, Zandegù, compagni di squadra eccezionali, un campionato bellissimo del 75-76 di cui ricordo ancora con enorme piacere. Considerato che le due tifoserie sono tra le più belle e prestigiose, in quanto hanno un passato, la società ha un passato da Serie A, entrambe hanno un passato da Serie A e meritano veramente tanto. Io ho avuto la fortuna di giocare quando gli stadi erano pieni, per cui so esattamente le difficoltà del campo Mario Speroni e del campo Rigamonti Ceppi, per cui so che non sarà una partita semplice. Il problema dei derby è che non si sa mai come va a finire, perché se guardiamo un attimo le classifiche, vediamo che la Propatria in casa non ha mai vinto quest'anno e il Lecco fuori casa non ha mai vinto.
E il mio cuore mi dice, vabbè, il punto va bene per ognuna delle due, per me, ma so benissimo che non va bene a nessun tifoso, però metterebbe a posto un po' il mio cuore. Io penso che nel derby qualsiasi cosa possa succedere e quindi auguro un grande in bocca al lupo ad entrambe le squadre e vinca il migliore. Quindi dicevamo una sfida, l'avete sentito anche dalle parole di Sartirano, una sfida storica che si è ripetuta quasi ogni anno sostanzialmente, con ovviamente qualche interruzione. Anche lo scorso anno ovviamente non si è giocata perché il Lecco era in Serie B, e quella di domani sarà l'80ª volta che Lecco e Pro Patria si troveranno di fronte. Il bilancio parla di 25 vittorie per il Lecco e 36 sconfitte, quindi un bilancio a favore dei Bustocchi, dove appunto ha parlato alla vigilia anche il tecnico Riccardo Colombo, che ha fatto un accenno al momento della sua squadra, al momento anche dello stesso Lecco. Ha detto di essere soddisfatto comunque lui con il suo staff ovviamente per il momento della sua squadra, ma sa bene anche di dover affrontare una partita molto diversa, almeno a suo dire, perché secondo lui il Lecco è una squadra forte, esperta. Ha citato l'Epore tra i giocatori più noti, no? Anche per la categoria, uno degli elementi di maggior rilievo. Non ho citato prima, lo faccio ora, Ionizza, che invece non ci sarà domani perché ha giocato in nazionale, ha anche segnato, così come non ci sarà Zuberek, ma sono assenze che evidentemente non preoccupano, o meglio, sì, non preoccupano troppo, non fanno pensare troppo Colombo, perché sa che il Lecco comunque è una squadra attrezzata, che può dare del filo da torcere ai suoi. Quindi vabbè, il tecnico ha parlato anche della necessità dei suoi di dover prestare molta attenzione e di avere sempre fame, anche ovviamente poi nel prosieguo della stagione, che vedrà la Pro Patria comunque lottare magari anche per una posizione importante di classifica. Arriviamo ora però al momento delle probabili formazioni. Partiamo come sempre dagli avversari, quindi dalla Pro Patria, che potrebbe riproporre in toto l'11 visto nell'ultima sfida appunto con la Clodiense. Quindi in questo caso sarebbe schierato con un 3-5-2 con Rovida in porta, Basci, Cavalli e Sassaro in difesa, Somma, Meic, Nicco, Ferri e Piranha a centrocampo, Terrani e Beretta in attacco. Per quanto riguarda il Lecco, dicevamo appunto scelte quasi obbligate per il tecnico Baldini, che deve fare a meno di diverse pedine importanti, ma che secondo noi potrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Ve lo faccio vedere subito in grafica. Ovviamente Dal Masso in porta, il tecnico ha proprio detto di puntare su di lui, anche se sa di potersi fidare anche di Fall, che quindi chissà potrebbe magari avere anche lui una chance nelle prossime partite. Beghetto, Seliac, Battistini e Critta in difesa, dando quindi in panchina l'Epore, che evidentemente non è comunque ancora al meglio. A centrocampo Galli, Ilari e Gunduz, diamo fiducia a Gunduz, che finora abbiamo visto solo tra i subentrati. Tordini, Galeandro e Scipos in attacco. Quindi potrebbe essere questo l'11 titolare, ma poi vedremo domani quali saranno le scelte di Baldini. Quindi non mi resta che darvi appuntamento alle 17:30 di domani. Qualche minuto prima saremo collegati in diretta con LCN Stadio per raccontarvi la partita tra Pro Patria e Lecco, che poi ovviamente commenteremo sempre qui dal nostro studio a LCN After Match, con tutte le analisi, i temi, le conferenze stampa a caldo. Quindi non perdetevi nessuno di questi appuntamenti. Noi saremo qui per un'altra partita, quella valida per la 9ª giornata di Serie C, e quindi appunto mi raccomando, restate aggiornati anche su tutti i nostri canali social, anche nelle ultimissime ore prima della partita. Quindi a domani, a presto, grazie mille.